Va ora in onda la rassegna stampa. Io lo so che oggi siete molto invidiosi, Oggi sono in molti che vorrebbero fare la rassegna stampa con Sammy Varin, anzi, al mio posto del tutto. Perché? Perché è strapieno di titoli che riguardano la Lega, Matteo Salvini, Vannacci, ma ci sono interviste a importanti rappresentanti della Lega un po' dappertutto. Insomma, è uno di quei giorni. È uno di quei giorni che tutti vogliono far rassegna stampa e vabbè, invece c'è Sammy Varin che la fa. Buongiorno, e c'è anche Francesco che la sta facendo, che è tutto contento quest'oggi. Sì, è stato un weekend bello, avvincente, caldo, e che siate andati a Firenze per il congresso della Lega, che siate semplicemente rimasti a casa sul divano guardando televisione, canale 252. Ragazzi, sembrava di essere lì. Se avete la fortuna di avere un televisore collegato ad internet, ve lo siete gustato come essere in prima fila. Complimenti agli organizzatori del congresso della Lega, venuto veramente bene, una scena fatta bene, l'audio perfetto. Noi a Radio Libertà lo abbiamo trasmesso in video sul canale 252, ma anche in audio in tutta Italia, sulla banda DAB dell'autoradio, sulle varie piattaforme. È stato un successone, a giudicare anche dalle prime pagine di quest'oggi. Quindi il buongiorno si sente dal Varin, ma naturalmente anche dai vostri messaggin. Cosa significa? Che io ora comincio a leggere le prime pagine dei quotidiani, ma voi parallelamente potete già darmi un vostro responso su quanto avvenuto sabato e domenica alla Fortezza da Basso di Firenze, quindi in questo congresso importantissimo, perché ha messo giù dei pilastri fondamentali per il futuro della Lega. Primo tra questi la riconferma di Matteo Salvini segretario federale, d'altronde non c'erano altri candidati, ma ci sono altre novità molto interessanti. Se già le conoscete, potete darmi un vostro parere al 340 6709 659, lo ripeto, 340 6709 659, ma nel corso della rassegna stampa sentiremo anche i rappresentanti della Lega. Primo fra tutti alle 9 avremo Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Il buongiorno lo tiriamo però quest'oggi partendo da Italia Oggi, perché giustamente nel quotidiano economico non c'entra niente la politica, e in apertura ha la problematica che la politica deve assolutamente risolvere in questo periodo. Pare che si muova qualche cosa, sicuramente si muoverà. Per il momento Italia oggi apre con super dazi. Come difendersi? Le aziende devono valutare la possibilità di uscire dai contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta e se nella filiera produttiva ci sono beni made in USA. Cosa succede? Dal 3 aprile sono in vigore nuovi dazi del 25% sulle automobili europee che sostituiscono le precedenti tariffe del 4%. Ma a preoccupare gli esportatori sono soprattutto i nuovi dazi reciproci che con un 20% dal prossimo 9 aprile le imprese devono attuare una serie di strategie per minimizzare i rischi e ottimizzare i propri export plan. Necessari studi sulla classifica doganale, una due diligence sulla catena di approvvigionamento, nonché la revisione dei contratti con i propri clienti. Questa è la preoccupazione, i super dazi, in prima pagina sul quotidiano Italia Oggi. Ma chiaramente i giornaloni, proprio anche quelli più importanti, incredibile, hanno dato ampio spazio al congresso della Lega, forse perché Matteo Salvini ha lanciato ancora una volta la sua richiesta, che non è
sua, ma che è richiesta di tutta la Lega, capigruppo della Lega in primis, ed eccola qua la prima pagina del Corriere, proprio l'apertura: Salvini pronto per il Viminale. Lega, riconfermato il segretario. Vannacci prende la tessera. Le Pen in video, noi in lotta come Martin Luther King. Io disponibile, ne parlerò con la Premier. L'irritazione di Piantedosi e degli alleati. Scompiglio nella maggioranza dopo l'esternazione di Matteo Salvini, che si ricandida per il Ministero dell'Interno dopo la riconferma al segretario del Carroccio. Il messaggio di Le Pen. Questo è proprio il titolo di apertura del Corriere della Sera, con vignetta di Giannelli. Cominciate a ridere, fa ridere tantissimo. Non riesco a resistere, no, e non la leggo neanche. No, beh, c'è Matteo Salvini che sta aspettando il treno e chiede all'addetto: il treno per il Viminale? E lui risponde: già passato in orario. Orco cane, si è perso il treno per il Viminale Matteo Salvini. State ridendo, vi sento. Sempre sul Corriere, scendendo un po' più in basso, intervista ad Orsini di Confindustria. È arrivato tardi, noi l'abbiamo intervistato ieri, vabbè, con il nostro direttore Sallusti. A proposito, chi si fosse perso il congresso della Lega sabato e domenica perché giustamente era in giro e non aveva neanche una radio e non aveva neanche un telefono per scaricare la app e non aveva assolutamente, era in giro nudo, beh, chi si fosse perso il congresso della Lega, da questa mattina alle ore 10 lo ritrasmettiamo, capito? Ogni giorno un tocchetin di congress, la riva. Mi raccomando, segnatevi giù, ogni mattina alle 10, perché il nostro direttore Cainarca è in ferie, ogni mattina si trasmette un tochello di congresso, chiaramente trasmettendolo in uno degli orari più ascoltati, le 10 del mattino, va poi in replica la sera dopo le ore 21 automaticamente. D'accordo? Vi dicevo sul Corriere, Orsini Confindustria, aiuti dal PNRR antibariere. Per aiutare le imprese colpite dai dazi americani, dice Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, propongo di attingere ai fondi non utilizzati del PNRR e dei fondi di coesione. Siamo sempre sul Corriere, scenario, effetto tariffe. Roberto Saviano, sapete cosa dice? Così ci guadagna il contrabbando. Praticamente dazi, ci guadagnerà il contrabbando. Sappiamo già e con certezza chi guadagnerà più di tutti dai dazi voluti dal presidente Donald Trump. Non le aziende americane, nemmeno gli operai di Portland e Detroit. 2 punti, i contrabbandieri. Siamo di spalla sul Corriere, oggi vertice del centrodestra, Meloni negli Stati Uniti con un obiettivo: dimezzare i dazi. E qui naturalmente scatta l'applauso, dimezzare, ma ancora di più, facciamo un terzo. Georgia, dicono dalla maggioranza a proposito del bilaterale Meloni-Trump del 16 aprile, da segnare sul calendario, può agevolare la trattativa tra Europa e Stati Uniti per evitare una guerra commerciale. La proposta di tornare a zero dazi sarà quasi certamente giudicata come irricevibile da Donald. Dunque l'obiettivo concreto è strappare un dimezzamento e fissare dazi reciproci del 10%. Oggi un vertice. Ragazzi, ma ve l'ho detto dal primo giorno, sarà come andare a fare la spesa nei commercianti egiziani, Vai dentro, ti sparano una cifra pazzesca, tu gli dici un po' di meno, loro dicono no, non è possibile, allora tu fai finta di andare via e loro ti corrono dietro. Sarà una roba del genere, ti offrono il tè, ma sì, ma dico, ma ci deve essere Sammy Varin che mi dice queste cose, porca paletta. Siamo sempre sul Corriere, ancora il Corriere, basta così, giro canale, no, non girate canale, non osate fare questo, piuttosto commentate le notizie, tra poco poi entriamo nel particolare, cominciamo a parlare proprio di ciò che scrivono i giornaloni del congresso. Inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659, perché io tra pochissimo comincio a leggerli. Intanto vi leggo la prima pagina de Il Fatto Quotidiano.
indovinate chi intervista il Fatto Quotidiano? Beh, insomma, se proprio dobbiamo escludere la Lega come partecipante importante a questo weekend, sì, è vero, dobbiamo riconoscerlo, ci sono stati anche altri partiti che hanno fatto manifestazioni. Uno di questi è sicuramente, ma è un caso che venga intervistato dal quotidiano, il Fatto Quotidiano, il Movimento 5 Stelle. Oggi intervista Conte, il leader dopo la grande piazza contro Riarmo UE, Movimento 5 Stelle aperto a chi era lontano, ora il progetto per governare. E attenti al progetto, perché lo sapete, hanno ricominciato a guardarsi Lega e 5 Stelle come un tempo? Non lo so, è ancora peso di là, la prima pagina, cos'era? Il Foglio, sai che non mi ricordo, era il Foglio che metteva quel murales dove si baciavano Matteo Salvini e Di Maio, ce l'ho ancora appesa di là nella redazione della vecchia Radio Padania Libera. Fatto sta, insomma, che si parla di un progetto per governare sul quotidiano Il Fatto Quotidiano. Ma io giro pagina e vado subito su Il Giornale. Plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale. Plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale. Plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale. Suona bene, suona forte. Ce la facciamo una reppata, ragazzi. Il congresso della Lega, confermato segretario fino al 2029, ma è il gelo degli alleati sul suo ritorno all'interno. Matteo Salvini succede a se stesso, regnerà fino al 2029, 12 mesi in più, poi si vedrà. L'opposizione antisalviniana, quella vagheggiata dai giornali, non c'è. Ecco, siccome so che mi ascoltate anche voi dell'opposizione salviniana, voi che siete usciti dalla Lega per i motivi più vari e variegati, sempre quello, non avevate più la cadrega, diciamocelo, o che invece siete diventati fratelli, che è una roba che mi fa veramente vomitare, cioè io piuttosto mi faccio prete che diventare un fratello, Dio mio, chiaramente mi chiedo dove sia finita questa opposizione. Qualcuno scriveva sui social perché non c'è stato un altro candidato oltre a Matteo Salvini. Perché? Perché non c'è più nessuno nella Lega. Sono usciti tutti, capito? Sono usciti tutti e quindi è per quello che nessuno si è candidato. Sammy Varin era così difficile. Ci voleva Roberto Castelli a dirti queste cose, che lo salutiamo caramente. Siamo nemici politici in questo momento, a quanto pare, e però ci vogliamo bene, così come voglio bene ai tantissimi fuoriusciti dalla Lega, quelli che hanno mollato giù lo spadone e adesso ce l'hanno piccolino, gli è venuto piccolino lo spadino, ma va bene, anche perché è di moda, oggigiorno per difendersi, lo sapete, ci vuole il coltellino del kit d'emergenza, e quindi bene così. Dicevo, a questo punto vediamo cosa avete da dire e scrivete anche voi che esistete, c'è ancora, non lo so, i vari patti per il nord, come la Lega Alpina Lombarda, c'era un tema. Quante leghe che hanno fatto, e se ne sono fatti delle leghe. Mamma, quante leghe vi siete fatti, signori, e a cosa è servito? 340 6709 659. Io ci scherzo, lo sapete, ma per molti è un dramma, naturalmente, e uno dice cavolo, sono uscito dalla Lega e adesso che cosa faccio? Non servo più a niente. 340 6709 659. Almeno prima c'era un ideale, c'è un progetto, sì, non si riesce mai a farlo come vorresti, c'è sempre qualcuno con cui si litiga, è normale nella vita di tutti i giorni, non può esistere un partito a tua immagine e somiglianza, però quando hai un'idea, quella va avanti comunque, che ci sia un Matteo Salvini o che ci sia un Roberto Vannacci,
C'è tempo, però per dire, insomma, mi sto rivolgendo chiaramente anche alle anime arrabbiate che ci sono all'interno della Lega, che però a quanto pare non hanno voluto parlare al congresso perché non ci sono più, non c'erano al congresso, come quelli, sai, che vengono a Pontida, che non sono più della Lega, vengono a Pontida e sono tutti lì sul pratone a vedere cosa succede. Ma che cazzo ci fai a Pontida? Perché poi, sai, ci sono gli amici, ci sono, allora sei ancora della Lega e poi si scopre che è ancora della Lega, ma che è meglio che non lo dica. Oddio mio, ma che casino che fate, ragazzi. Fatemi andare a fare un altro giro su un altro quotidiano. No, c'è ancora sul giornale, oltre a questo titolo in centropagina, plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale, il primo titolo è quello forse che fa più pensare, la tendenza degli analisti e soprattutto dei sondaggisti. Dazi e Riarmo agitano gli elettori. È caos sondaggi. L'allarme degli istituti demoscopici. In atto il rimescolamento degli schieramenti. Sì, i dazi e il Riarmo, ma anche le convulsioni della politica interna con un Romano Prodi che non te l'aspetti a tirare i capelli a una giornalista. Perfino i sondaggisti sono disorientati di fronte a quella che sembra una tempesta perfetta, in grado di mandare in confusione l'opinione pubblica, tramortita da quella che appare una rivoluzione senza precedenti dell'ordine globale, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Oh, che cosa ci aveva detto l'astrologa? Ve lo dico da settimane che non mi risponde al telefono perché l'astrologa Deborah Bellotti, signora delle stelle, astrologa ufficiale di Radio Libertà, non riesce a prevedere. I pianeti sono completamente impazziti pure loro. Non si riesce a prevedere nulla perché non c'è un attimo di calma. Il polverone è ancora in atto. Finché non si posa questa polvere, non abbiamo dei capisaldi su cui basarci. E adesso i sondaggisti danno ragione all'astrologa di Radio Libertà. Te capì? Molliamo il quotidiano Il Giornale, ricordando però che oggi sul giornale c'è anche l'intervista al ministro Valditara. Essere sovranisti significa combattere l'elite burocratica di Bruxelles e chiaramente ci ritorniamo anche su questo, ma sto facendo un girettino sui giornali, quelli importanti, per vedere quanto spazio stanno dando alla Lega. La Repubblica lo spazio non ce lo dà proprio. Vabbè, ma noi siamo contenti in questi casi, assolutamente. Dazi, pressing su Trump è il titolo principale di Repubblica e c'ha anche ragione, perché lo diceva Sammy Varin, mago Varin, proprio venerdì dicevo, ma che strano però che in America non protesti nessuno. Avete visto nel weekend? Le aziende big tech chiedono il dietrofront sulle tariffe, la Casa Bianca, 50 stati già trattano, ansia per la riapertura dei mercati e stanno andando da schifo, ve lo dico già. La richiesta di Meloni a Bruxelles: fermare il Green Deal. C'è dibattito negli USA sui dazi imposti da Donald Trump. Elon Musk attacca pubblicamente Peter Navarro, consigliere per il commercio della Casa Bianca e teorico delle tariffe. Le aziende big tech americane, tra le più colpite dei cali in borsa, fanno pressione su Trump affinché riveda la linea sui dazi. Ansia e incertezza in vista della riapertura dei mercati. Si teme anche per i rischi di recessione negli USA. Oggi un vertice europeo per studiare le contromosse. Per l'Italia parteciperà il ministro degli esteri Tajani. La premier Meloni, che non vuole i controdazi, ha in programma il bilaterale con Trump e chiede all'Unione Europea di fermare il Green Deal. Solo un riquadretto piccino picciò per Matteo Salvini. Salvini insiste sul Viminale e scontro con Fratelli d'Italia. Punto. Che ti devo dire? Ma c'è un bel riquadrone per la manifestazione di Bologna, l'onda blu a Bologna, l'Europa che vogliamo.
Si sono picchiati o non si sono picchiati? No, beh, questa è la domanda sempre che ci facciamo a questo punto. Quando vediamo una manifestazione del PD o della sinistra, la domanda è proprio quella, no? Ci sono picchiati o... No, nelle mappe di Ilvo Diamanti, con richiamo in prima pagina, c'è anche questa meditazione sui centri in Albania. Vincono i no tra gli italiani, ma lo scrive Repubblica, quindi vuol dire che è il contrario. C'è molto dibattito intorno ai centri di permanenza per il rimpatrio, i CPR destinati ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in attesa del rimpatrio. D'altra parte, la questione degli immigrati in passato ha costituito un argomento di polemica, alimentato anzitutto e soprattutto da destra, in particolare dalla Lega. Poi va avanti all'interno, ma in realtà dice non è così importante l'argomento in questo momento, ci sono cose più importanti davanti, ok? Quindi il sondaggio l'hanno fatto inutilmente, ma vabbè, bisogna dargli pure da mangiare anche ai sondaggisti. E povero Ilvo Diamanti. Dove vado? Vado sul quotidiano La Verità. A proposito di dazi, crepe nella strategia di Bruxelles, titola La Verità, altro che dazi, a uccidere il PIL sono le 13.000 leggi di Ursula. E qui c'è una richiesta anche da parte della Lega. Le togliamo un po' di burocrazie, prima di tutto un po' di quelle leggine, leggiutelle che ci fanno perdere tempo e denaro. Tutti urlano alle tariffe, ma gli industriali puntano il dito sui migliaia di vincoli creati dalla Commissione. Orsini, che è stato intervistato proprio ieri dal nostro direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti, l'Unione Europea ha scelto l'ideologia e non i posti di lavoro. Per competere, partire da qui e dal no al Green Deal. Oggi sulla Verità. Meloni pronta a trattare in vista dell'incontro con Trump, la Francia alza il tiro. Sempre sul quotidiano La Verità, nuova gherminella del sindaco Sala per salvare sé e il Salva Milano. E in centropagina c'è Romano Prodi che è tornato a parlare, signori. No, non ha parlato della ciocca di capelli, ma ha invocato l'emergenza per imporre Ventotene. Scrive oggi La Verità. La piazza pro Europa è capitanata dall'ex premier che chiede unità contro la tirannia americana. L'obiettivo è perseguire il modello del manifesto e dare più potere a Parigi, Berlino e Pechino. Scontri, polizia, antagonisti. Si sono menati ancora una volta. La più grande democrazia al mondo non lo è più e a rimanere democratica resta ormai soltanto l'Europa. Parola di Romano Prodi, che ieri ha inviato un videomessaggio alla piazza pro-UE riunita a Bologna, perché l'ex presidente del Consiglio ed ex capo della Commissione europea non consideri più gli Stati Uniti un paese libero, ma li metta sullo stesso piano di regimi illiberali, è abbastanza evidente. Chiaro che dovete gustarvi l'articolo quest'oggi sul quotidiano La Verità. Le Pen al congresso incorona Salvini, noi martiri come Luther King, Matteo segretario, Vannacci tesserato. Il congresso della Lega incorona Matteo Salvini segretario con la benedizione di Marine Le Pen in collegamento video. Il nostro esempio è Martin Luther King. Porterò alla Meloni la vostra richiesta di vedermi al Viminale, ha detto Salvini ai suoi. E Roberto Vannacci prende la tessera del partito. Chiaramente, signori, voglio un vostro pensiero su queste cose che vi sto dicendo. Scrivete un messaggio al 340 67 09 659 perché tra 5 minuti io leggo le vostre meditazioni. Dove vado? Volevo andare sulla Stampa, ma non la vedo più. Com'è che si è nascosta il quotidiano La Stampa? Corriere l'ho letto, Fatto Quotidiano via, il Giornale ok, Il Tempo più tardi, e allora adesso arriva Repubblica. Ecco La Stampa, dazi, cresce la fronda anti-Trump. Praticamente l'unico titolo importante, aumenta l'ostilità dei conservatori USA.
Unione Europea, un fondo per le imprese, Ciriani, adesso Bruxelles cambi registro. Salvini si candida ancora al Viminale, parlerò con Meloni, gli alleati irritati, ma la Premier respinge l'assalto. Al congresso usa la furia Prodazzi dell'amministrazione con invocazione dell'emergenza nazionale per imporre le tariffe, non è piaciuta. 7 repubblicani si sono schierati con i democratici a sostegno del Trade Review Act per riportare sotto controllo di Capitol Hill il grosso delle politiche commerciali. Questa l'apertura con Massimo Cacciari che medita la sua analisi. Ora l'Europa è al bivio tra Stati Uniti e Cina. Di spalla sulla Stampa anche la manifestazione, la piazza europeista tende la mano ai 5 Stelle. Tutti che tendono le mani ai 5 Stelle. Prodi, il mondo corre, non c'è più tempo. Sotto al sacrario dei caduti partigiani di Bologna, una piccola marea blu di bandiere a 12 stelle. 5.000 sono accorsi in quest'altra piazza per l'Europa, dopo quella del 15 marzo a Roma, promossa dal giornalista Michele Serra. Parallelamente i flop, l'orgoglio lepenista non conquista Parigi, ma siamo sulla Stampa. Il liberale ma non troppo è l'equilibrio che il Rassemblement National ha cercato di tenere ieri davanti a poche migliaia di sostenitori scesi in piazza per protestare contro la condanna in primo grado, 4 anni di carcere a Marine Le Pen per appropriazione indebita e 5 di ineleggibilità immediata. Da una parte picconare le istituzioni, dall'altra evitare la deriva eversiva per non pregiudicare l'Eliseo. I dirigenti del partito di estrema destra mettono dunque all'indice la tirannia dei giudici. Molliamo il quotidiano La Stampa, poi chiaramente nei prossimi minuti penetreremo all'interno, ma per cercare cosa dicono di male in molti casi sul congresso della Lega. Libero è quello che apre nella maniera più libero il congresso dell'unità leghista. Salvini vince ancora e cerca il successore. Perché l'ultima frase di Salvini ieri al congresso intorno alle 14, un po' prima, quando hanno chiuso, è stata: tra di voi ci sarà il mio successore. E tutti a guardarsi in faccia: oh mamma mia, chi è? Sei tu? Sono io? E che lì, e che là, tra di voi ci sarà il mio successore. Quindi il prossimo segretario della Lega c'era ieri al congresso. E Azzolina, quelli che non ci sono andati sono rimasti lì davanti alla televisione sul canale 252. No, non sarò io il successore di Scherzo. Comunque è il titolo principale. Il segretario confermato per acclamazione nel 2029, posto ad altri, sono a disposizione per il Viminale e Vannacci fa la tessera. Questa è la prima pagina di Libero, con l'inviato Fabio Rubini, ma anche Lorenzo Mottola che scrive: l'erede nel carroccio oggi non esiste, e parlavano di un partito in rivolta. Chiaramente aspetto sempre il pensiero anche di voi ex leghisti, finti leghisti, poltronari, che non avete avuto quello che volevate dalla Lega e che adesso siete lì che ma come? È perché non c'è stato nessuno che si è candidato al posto di Salvini? La risposta di Castelli su Facebook è stata: ma certo, ma dovresti saperlo, deficiente di una militante. Parlava con una militante storica della Lega su Facebook. Perché non c'è più nessuno nella Lega, sono scappati via tutti, capito? E infatti ieri il congresso era assolutamente vuoto e c'erano anche dei personaggi, insomma, che magari hanno anche qualcosa da dire. C'è sempre qualcosa da dire sulla gestione della Lega, ci mancherebbe, non esiste un partito a immagine e somiglianza, ma erano lì. E non nomino, non faccio nomi e cognomi, ma se vi fate un giro su Facebook, te l'ho detto, è tipo Pontida sul Pratone, cioè, alla fin fine ci sono cani e porci, perché anche chi non è d'accordo al 100% con la Lega e poi magari sputa sentenze su Facebook, e non manca il Pratone di Pontida. Ma che ti fai polemica, se mi va? Ma cosa ti vede?
Signori, state lì, scrivetemi al 340 6709 659. Adesso c'è la canzone indipendente e poi torno tra voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ancora. Massaggia un po' qui sulla destra della schiena grazie. No, non è Francesco che mi sta facendo i massaggi, ma i massaggi me li sta facendo la pianista Veronica Rudian. Che musica! Questa musica ti fa stare bene. Stardust, nel nuovo album della pianista ligure Veronica Rudian ci sono belle emozioni, un disco dal sapore pop melodico con sfumature rock che
verrà presentato sabato 26 aprile. Oh, segnate giù, se siete in zona, al Teatro Comunale di Ventimiglia, Imperia, siamo proprio ai confini con la Francia, aprirà il concerto di Alberto Fortis, Urca, Veronica Rudian a Ventimiglia, sabato 26 aprile. Se siete in zona o se avete parenti e amici, spargete la voce perché è un doppio appuntamento eccezionale. Alberto Fortis, vi odio voi romani, vi odio tutti quanti, e la grandissima Veronica Rudian. Con il buongiorno rinnovato 8:05, Sammy Varin, rassegna stampa non rassegna, lo sapete, con me si fanno quattro chiacchiere, si cerca di capire dove va la buona, speriamo, politica, ma soprattutto facciamo chiacchiere con voi e tra un'ora apriremo le linee allo 0292947222, ma già adesso sto leggendo i vostri messaggi al 340 67 09 659, ringraziando naturalmente chi è stato con noi per tanti anni come amico, come amica, e purtroppo ci ha lasciato. Sto parlando con Anna e la sua dolce sorella, che purtroppo non c'è più, e chiaramente ci uniamo alla dolcezza di queste due belle persone che tanti anni sono venuti a Pontida, venute insieme a Pontida, e purtroppo una metà non c'è più, anche se le battaglie assolutamente sì, proseguono e non se ne parla di fermarci. Lo dico a tutti voi che purtroppo siete rimasti soli. Si va avanti, si ascolta Radio Libertà, si aiuta Radio Libertà, ma soprattutto quando si può si partecipa agli eventi più semplici, più facili, anche semplicemente mandando un messaggio, come state facendo in centinaia, al 340 67 09 659. Io ringrazio anche qualcuno che mi ha scritto che per festeggiare il congresso chiamerò Sicurbet, e questa è una cosa bellissima. Sicurbet è il nostro nuovo cliente, ma anche un cliente storico ancora ai tempi di Radio Padania, che produce allarmi antifurto per la vostra abitazione. Chi ancora non ce l'ha, fate un colpo di telefono, perché sta offrendo dei prezzi pazzeschi ed è tutta roba made in Italy, anzi di più, fatta al nord. Prossimo passaggio di Sicurbet alle ore 9, segnate giù il numero. Chiaro che c'è anche Acerbis, che ha scelto Radio Libertà per pubblicizzare il suo olio, le sue creme, che salutiamo molto caramente, e soprattutto perché veramente c'è una grandissima adesione da parte dei nostri ascoltatori per un regalino, eccetera. Oggi si usa regalare italiano, regalare padano in questi casi, e perché no, qualche bottiglia di olio, uno alla nonna, un'altra alla zia, un'altra alla fidanzata, un'altra all'amante, e ci va via. WhatsApp, sì, tantissimi, non so da dove partire, al 340 67 09 659. Io parto da ieri, perché ieri, poco prima che si concludesse la trasmissione, è arrivato questo audio. Non ho idea che cosa dica, magari dice ma è una schifezza tutto il congresso, eccetera. Proviamo a sentirlo sul cursore, sentiamo cosa ha detto questa ascoltatrice. Buongiorno Semi. Buongiorno. Buongiorno, ti ringrazio della diretta di oggi, Prego. ringrazio a tutto lo staff per la diretta di ieri. Ho seguito, stando da casa purtroppo, tutto il congresso. È stato un congresso molto interessante politicamente. Mi è piaciuto gli interventi dei nostri governatori, dei nostri big. Oggi mi son piaciuti gli interventi del vari varie persone internazionali, quelli che fanno parte dei Patriot in sede europea, ma soprattutto, e ti dico la verità, oggi, e ne ho sentite degli altri, mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Matteo Salvini. È stato un intervento
molto importante, ha toccato temi interessanti, temi che fanno parte della politica nazionale e internazionale. Ha detto chiaramente dove vuole andare la Lega e cosa farà la Lega. E io dico, insieme a tutti voi, a tutti quello che lo aiutano, forza Matteo, forza Lega Nord. Anch'io come te sono una vecchia leghista, vecchia di fatto. Sono iscritta al partito dal lontano '93, ho fatto tutte le mie prassi da socio sostenitore, militante, segretario cittadino di Olgiate Olona. Ma oggi veramente mi sono proprio commossa, mi sono commossa di tutto e speriamo dai che quello che ha detto il nostro segretario riusciamo a portarlo a buon fine, tutto quanto, sia in campo nazionale soprattutto e anche in campo estero. Ciao Semi e grazie di tutto. Ma che grazie a te, Olvia Alessi da Olgiate Olona, e chiaramente con questo salutiamo i tantissimi militanti, simpatizzanti o semplicemente curiosi che si sono gustati il congresso della Lega sabato e domenica comodamente seduti sul divano schiacciando 252 del televisore. Chiaramente chi non ha potuto perché era in giro e non ha avuto tempo neanche 5 minuti, da questa mattina alle 10 ogni mattina riassumiamo i principali interventi, quindi ritrasmetteremo tutto quanto e poi si sa, quello che va in onda alle 10 del mattino viene poi replicato la sera dopo le ore 21. WhatsApp al 340 6709 659, si parla del congresso della Lega, ma naturalmente di tutto ciò che volete. Il commento a quanto vi sto leggendo all'interno della rassegna stampa: è un'autentica vergogna che la totalità dei nostri operatori economici di fronte ai dazi americani continuino a starnazzare come un branco di galline impazzite parlando di catastrofe, disastro, apocalisse e compagnia bella, quando invece l'Italia, a seguito della UE, impose le sanzioni e rinunciò volontariamente al gas e petrolio russi che tanti danni provocarono alla nostra nazione. Se ne stettero tutti zitti. Come si può evitare di dire che il nostro paese è zeppo di buffoni senza vergogna? E ancora, buongiorno Sammy, i dazi rompono il potere finanziario finalmente, non mi sembra difficile da capire. Per un partito al 4%, calcolando che ha votato il 50% degli elettori, la Lega non è che debba cantarla troppo alta, visto l'incancellabile tatuaggio Draghi. È vero, Marco, e l'ha messo anche Matteo Salvini, che essere stati al governo con Draghi è stato difficilissimo, ma erano anni difficilissimi. Togliersi poi il tatuaggio Draghi. Se le borse perdono, gli operai guadagnano, scrive quest'altro. Ho seguito tutto il congresso entusiasmante. Lo stesso Trump ha previsto l'incontro a 2, 5 stelle con la Cocoricò di TikTok. Quello è un altro tatuaggio che non so come farà adesso a scrollarselo d'intorno, Conte, perché quella è una tipa appiccicosa. Disgustosi cambia casacca a caccia della poltrona perduta coi Maranza e la dittatora von der. Bruxelles deve essere combattuta perché è una disgrazia per i popoli. Certo che sia trattare Civa Tajani, prepariamo il De Profundis. Evito i giornali che prevedono la traduzione della menzogna in verità. Aborro i bugiardi. Prodi sempre nemico della patria, che schifo. Vi vedo belli pimpanti. E se Vanna ce lo mandassimo al Viminale, Vannacci, lesa maestà, insomma, siamo tutti per Salvini e tu ci infili dentro Vannacci, dico io. Meditazione comunque interessante. Buongiorno Sammy, dopo una 2 giorni spettacolare
a sinistra, oltre ad attaccarsi a quella cosa, che cosa? Si attaccano alla cosa più insignificante, il Viminale, mentre appunto nessuno riprende gli strali verso chi è uscito dal partito per ego personale, ci scrive Fabio. Già proprio cani e porci sul pratone di Pontida. Sai quante volte ho visto Gad Lerner? Scegli tu, Sammy, a quale categoria appartiene. Buona Padania, Luca da Milano. Non insistere con Gad che poi si arrabbia, ma molte volte lui faceva la passerella solo per farvi arrabbiare, per vedere se c'era qualcuno che gli gridava ebreo, quelle cose, sai. Ma è normale. Poi alla fine è simpatico, basta saperlo prendere e soprattutto gridargli dietro la roba giusta, ecco. Salve Varin, ma Salvini, chiedendo il Viminale in modo quasi ufficiale, non lo otterrà mai. Quelli di Forza Italia non mollano e la Meloni, per tenere insieme il governo, cederà a Tajani, quindi niente interno. Francesco, porti sfiga. E poi non è Salvini che ha chiesto il Viminale, ragazzi. Alle 9 intervistiamo Molinari, sono tutti i capigruppo della Lega, insieme anche ai vice Stefani, Crippa, Durigon, cioè l'hanno chiesto tutti quanti, capito? Quindi non è una richiesta che parte da Matteo Salvini. Ma ce l'abbiamo, aspetta che ce n'è un altro prima, ma ce l'abbiamo un ministro degli interni? Io non me ne sono accorto. Questo è ribelle. Ricordatevi che la Nana aveva promesso il blocco navale, tra lei e Piantedosi ne entrano 100.000 all'anno, più che con Draghi. Chiara, Meloni e Tajani hanno una paura matta di Salvini al Viminale, sbarrandoli la strada fanno il loro interesse, ma fanno il male agli italiani. Beh, insomma, non va così terribilmente. Chiaro che Matteo Piantedosi non è Matteo Salvini, è vero. E certo, se noi lasciassimo le infrastrutture ai fratelli, perché adesso si chiamano così, ogni volta che nomino fratelli, che è anche una cosa, una roba da cristiani, fratelli e sorelle, lo so, ma politicamente ogni volta che dico fratelli mi viene... Sentite, mi sto grattando. Vabbè, cosa ci volete fare? È una roba, ma fin dagli esordi, fin da quando l'hanno chiamato, battezzato sto partito, ho detto... Mamma, ho iniziato a grattarmi. I TG parlavano del nostro congresso con il tono di un evento folcloristico. Marco, io non l'ho notata questa cosa. So che abbiamo rubato molta scena, forse anche per gli ospiti, insomma, Musk, Marine Le Pen, Vannacci che ha fatto la tessera. Abbiamo rubato la scena alle altre manifestazioni del weekend, e quindi anche gli stessi giornalisti professionisti che hanno raccontato l'evento Lega lo hanno fatto un po', sai, con quel ribrezzo. Loro sono superiori. Volevo parlare di quelli che si erano pestati a Bologna, mi fanno parlare di Vannacci. È stato dato parecchio risalto alla notizia che in America vi sono state manifestazioni di protesta contro la politica di dazi di Trump, e nessuna importanza alle comunicazioni in merito alle risposte di Trump sull'andamento della borsa valori. Le manifestazioni si sono svolte su 1 migliaio di piazze, tenendo conto che gli americani sono più di 300 milioni. Quanti erano i manifestanti? Interessante. Torneremo tra poco ai vostri WhatsApp. Devo correre, devo andare, sono perennemente in ritardo. Lasciatemi stare, ma questa, lo sapete, è una rassegna stampa alla fine che fate voi, è la vostra rassegna stampa, ed è giusto darvi spazio, perché dite delle cose molto più interessanti a volte di quello che scrivono i giornali. Il quotidiano Il Tempo. Il titolo del Tempo è da incorniciare. I muscoli del capitano. Basta giustizia politica. Salvini rieletto segretario della Lega all'unanimità, e torna l'ipotesi Viminale. I testimonial da Musk a Le Pen. La mia battaglia come Martin Luther King. Un paragone che a qualcuno è sembrato un po' strano, diciamo così. Oggi il quotidiano Il Tempo intervista il sottosegretario all'interni Molteni. Fermare un leader attraverso i processi travalica la democrazia. Ma poi a pagina 2 del quotidiano Il Tempo c'è anche il generale arruolato, e il leader consegna la tessera a Vannacci, avanti insieme. Quindi da quest'oggi tutti zitti quelli che dicevano si farà un partito su tutto suo, ha usato la Lega, o magari la sta usando ancora. Però
sarà obbligato a fare campagna elettorale, essendo è un militante. Non ha attaccato neanche un manifesto. A proposito, vi è piaciuta quella girandola di manifesti anni 80-90 della Lega, ragazzi? Compreso quello dell'indiano, e qualcuno se l'è portato a casa e ce l'ha ancora a casa il manifesto dell'indiano, io compreso. Scrivete la vostra 340 6709 659 e chiaramente tutto il congresso della Lega lo trovate sul canale Facebook e YouTube di Radio Libertà, ma anche su quello di Matteo Salvini, e ribadisco e discoriba, ogni mattina alle 10 trasmettiamo un tocchettino di replica del congresso. Siamo ancora sul tempo. Di spalla c'è la manifestazione di Bologna, scontri con la polizia e bandiere UE bruciate, e l'Epore paga pure gli straordinari. La bandiera dell'Europa in fumo e dipendenti comunali al lavoro di domenica. È questa la piazza di Bologna voluta dal sindaco Lepore. Il tutto mentre Prodi ripropone lo spirito di Ventotene. Ma Marco Rizzo non ci sta. Non accetto lezioni da chi dimentica la storia. Il decreto sicurezza, anche questa una bella vittoria della Lega. Cortei e violenze, Meloni, non arretriamo di 1 millimetro. Ma oggi inizia anche il Vinitaly, è iniziato, guerra commerciale, il no di Lollobrigida e Trump sui dazi, andiamo avanti. Molto molto potente quest'oggi il quotidiano Il Tempo. Vogliamo partire proprio da questo, perché no? A pagina 2 del Tempo, congresso della Lega, i muscoli del capitano. Matteo Salvini confermato leader della Lega fino al 2027. Basta giustizia politica, continueremo a difendere i confini, e torna l'ipotesi di tornare a fare il ministro degli interni. Il saluto del Senatur, una storia di lucidità e coerenza, e porto a questo congresso il saluto, l'abbraccio e il sorriso di Umberto Bossi. Il ricordo del cavaliere, grazie per quello che hai fatto e per quello che hai lasciato, eri un uomo di pace che avvicinava i popoli, ma soprattutto il parterre d'eccezione, e qui non hanno potuto non parlarne i media anche per questo. Marin, la nostra lotta, Matteo, è pacifica e democratica come quella di Martin Luther King. Le Pen, Wilders, Bardella, Orban, gli ospiti internazionali di Salvini. Wilders: non c'è dubbio che se fossi italiano sarei un uomo della Lega. Noi crediamo nella sovranità e nella libertà nazionale. Paginoni quest'oggi sul quotidiano Il Tempo per il congresso della Lega, con l'intervista a Nicola Molteni. I giudici sono indipendenti, ma fermare un leader con i processi travalica i principi di democrazia. Il sottosegretario agli interni sul caso Marine Le Pen e il parallelo con Open Arms, e sulla sicurezza conferma: agli agenti servono tutele serie e noi gliele abbiamo dati. Dazi: quelli che hanno danneggiato l'economia sono quelli UE. Sempre sul quotidiano Il Tempo, il personaggio, questa mamma mia è passata anche da Radio Padania ai tempi. Lubamba aderisce al carroccio, fan del generale. La cinquantenne Sugar, nata a Firenze da genitori congolesi, è tra i fan dell'europarlamentare che ieri ha preso la tessera. Le prime parole da militante: sono qui per Roberto, sono un po' delusa perché pensavo che sarebbe arrivata la nomina a vice segretario, e sono iscritta ufficialmente da sabato. Brava Silvi Lubamba, che adesso vorrà venire anche qui a Radio Libertà, io lo so, e chiaramente, se anche voi siete fan del generale Vannacci ha fatto la tessera, fatela anche voi. C'è un sito, legaonline.it, si può fare tranquillamente tutto quanto via internet. Vado sul Corriere, che forse è quello più pieno di Lega quest'oggi. Salvini segretario fino al 2029,
io al Viminale parlo con Giorgia, e nel riquadro c'è anche la parola Lega. Fondata come Lega Lombarda nel 1989 da Umberto Bossi, si trasforma presto in Lega Nord per dare voce alle istanze federaliste delle regioni settentrionali che ne costituiscono il bacino elettorale. Nel 2012, a causa delle inchieste che investono la famiglia Bossi, alla segreteria subentra per poco Roberto Maroni. Il 7 dicembre 2013 Matteo Salvini vince le primarie contro Bossi e viene eletto segretario federale con l'82%. Il nuovo leader impone una svolta nazionale e personalistica al partito, dando vita alla Lega per Salvini Premier. Alle europee 2014 la Lega è al 6,1%, arriva al 17,4% alle politiche 2018 e tocca il suo massimo storico alle europee 2019 con il 34,3%. Poi alle politiche 2022 scende all'8,7%. A proposito, non si sa nulla sul nome della Lega, forse lo sapremo nelle prossime ore. Resta Lega per Salvini Premier o magari si chiamerà soltanto, come in molti auspicano, semplicemente Lega? E qualcuno vorrebbe che si tornasse a Lega Nord. Vabbè, c'era un tempo Lega Nord, Lega Sud, Lega Est, Lega Ovest, ma per favore. Cesare Zapperi oggi sul quotidiano Il Corriere: alla fine Matteo Salvini si commuove, chiude il congresso della conferma per l'acclamazione alla segreteria fino al 2029 con gli occhi umidi per il tempo sottratto ai figli sull'altare dell'impegno politico. Ma quel groppo in gola è anche il segno di una tensione che si scioglie al termine di un congresso che per il leader della Lega segna alcuni punti a suo favore da spendere nei prossimi mesi. Il primo, da giocare subito, è l'assist che gli hanno fornito i vertici della Lega, dal vice segretario Andrea Crippa al capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, perché Salvini torni alla guida del Ministero dell'Interno. Il leader, fingendo understatement, ne approfitta. Matteo Piantedosi è un amico, un ottimo ministro, questo è un congresso di partito, è mio dovere ascoltare quello che i sindaci e gli elettori ci chiedono e quindi di quello che mi chiedete con serenità parlerò sia con lui che con Giorgia Meloni. Virgolettato. E pazienza se lo stretto giro di posta arriva dai partiti alleati uno stop al rimpasto che peraltro la stessa Premier Meloni nel gennaio scorso aveva escluso in ogni modo. La richiesta verrà comunque messa sul tavolo. Per la Lega è un altro modo per far pesare il suo ruolo nel governo, specie in una fase in cui la concorrenza con Forza Italia e con l'altro vice premier Antonio Tajani, che non ha mandato nessun saluto al congresso della Lega, è vero? Chissà come mai, è molto agguerrita. Ma anche sul fronte interno Salvini chiude un'operazione, malgrado i mal di pancia striscianti di vari esponenti, che gli toglie un potenziale pericolo dalla strada. Quando poco dopo le 11 chiama sul palco Roberto Vannacci per consegnargli la tessera da iscritto, svaniscono almeno nel medio periodo tutte le preoccupazioni che il generale eurodeputato possa creare un soggetto politico in grado di svuotare la Lega. Presto diventerà vice segretario, scrive il Corriere, ma se vorrà scalare il partito la strada è lunga, perché per raggiungere la leadership interna servono 7 anni di militanza. Il congresso di Firenze mette anche il sigillo alla definitiva mutazione genetica della Lega voluta da Salvini. Il segretario evoca Umberto Bossi e gli manda un saluto affettuoso, mostra i famosi manifesti folcloristici della Lega delle origini, federalista e così attaccata ai territori. In sala si avverte l'effetto vintage, ma ormai a tutti gli effetti quello che esce dalla fortezza da basso è un partito nazionale, sovranista, sbilanciato a destra, anche se il leader non ama questa collocazione. Ne fanno prova tutti gli interventi degli esponenti dei partiti alleati nel gruppo europeo dei patrioti, con la sorpresa del collegamento in diretta con Marine Le Pen. Tutti lodano Salvini, tutti professano comunione di intenti nella battaglia contro la Commissione europea e le sue politiche, ma il sigillo è il collegamento di sabato con Elon Musk, uno dei simboli della nuova America trumpiana, un video che ha avuto risonanza mondiale e 30 milioni di visualizzazioni.
Musk. Il successo del congresso per il vice premier sta anche nel profilo degli ospiti che hanno voluto portare un contributo e un saluto ai lavori. Oltre a Musk e agli alleati europei, la platea ha salutato con gli applausi il video con Giorgia Meloni, ha voluto sottolineare la compattezza del governo e l'impegno a mantenere fede agli impegni presi con gli elettori, autonomia compresa, e ha trovato buona accoglienza anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che è stato intervistato dal nostro direttore, aggiungo io, primo rappresentante degli imprenditori a partecipare a un congresso leghista, quando ha detto che il nucleare va fatto subito è l'unico modo per salvare l'industria italiana. Il congresso approva poi una serie di mozioni sui temi che dovranno caratterizzare la nuova segreteria salviniana: giustizia, sicurezza, autonomia e macro regioni, disabilità, ambiente, pericolo di islamizzazione. Il leader chiude con una frase sibillina, parla dei giovani, spiega che lavorerà pancia a terra per i prossimi 4 anni e assicura che nel 2029 si presenterà al congresso da militante semplice. Sembra l'annuncio di un passaggio di testimone, saranno 16 anni di segreteria, ma chi lo conosce lascia Firenze con qualche dubbio. Questo il racconto sul quotidiano Il Corriere nel paginone numero 2. Il gelo di Piantedosi e l'alto di Fratelli d'Italia. Forza Italia dice: se si impunta, pronti ad aprire la crisi, addirittura per un Salvini che vuole andare al Viminale. Non ce n'è bisogno, una cosa è la realtà, un'altra le aspirazioni, scrive Barelli di Forza Italia. Non crediamo che Meloni lo voglia, cioè che voglia Matteo Salvini a ministro dell'Interno, ma di questo ne parleremo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. A fluire sull'Italia, anche se il tempo migliora quasi ovunque, soprattutto sulle regioni peninsulari. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena, eccezion fatta per qualche area del nord-ovest e soprattutto per le 2 isole maggiori, dove il tempo risulterà ancora spiccatamente instabile con qualche rovescio. Nel pomeriggio spiccata instabilità su Sardegna e Sicilia con rovesci e fenomeni temporaleschi frequenti. Bel tempo soleggiato quasi ovunque sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentire il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno
per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono, però Acerbi, se io l'ho trovato a meno, al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Direi che la canzone azzeccata per parlare del post congresso della Lega. Sergio Bassi è il vento del nord, lo storico cantautore della bassa dall'Odigiano in su, e che abbiamo proposto per anni e anni sulle frequenze di Radio RPL, ancora ai tempi di Radio Padania Libera, e lo riproponiamo quest'oggi con Radio Libertà ai tanti leghisti e non, ai simpatizzanti, agli storici leghisti che per i motivi più strani e strambi hanno lasciato la Lega e che oggi mi scrivono messaggi al 340 6709 659. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a chi mi ha acceso in questo momento. Sì, stiamo discutendo insieme sul congresso della Lega che si è svolto sabato e domenica, che abbiamo trasmesso per intero, che ritrasmetteremo ogni mattina alle 10 nei prossimi giorni. Mi state scrivendo al 340 6709 659 anche cose carine, ma non sempre. Era bellissimo il manifesto dell'Indiano, forse non ce l'ho, per favore ristampatelo e vendetelo a Pontida. E questo è un appello che faccio, visto che la nostra radio è ascoltata da molti dirigenti della Lega, visto che ieri Matteo Salvini gli ha riproposti questi manifesti al congresso della Lega, facendo vedere l'attualità di questi manifesti. Perché non ristamparli? Punto di domanda. Scrivetemelo 340 6709 659. Chiaramente voglio sentire il vostro parere su qualunque cosa che riguardi il congresso, ma naturalmente non soltanto. Poi chiaramente chiamano e scrivono anche quelli che non la pensano come me. La Lega non esiste più, scrive Marco. C'è il partito di Salvini. Firenze è il posto ideale. Non venite più a Pontida, Bergamo Nazione. Chiaramente è bello ritornare indietro, farsi Bergamo Nazione. Anche Calderoli ieri al congresso lo ha spiegato che suo nonno voleva Bergamo autonoma. Caro Marco, sei rimasto al nonno di Calderoli, che non è male come datazione, magari forse schiacciarci un F5 sì, qui sulla cucuzza, cercare di aggiornare, perché il segreto della Lega è questo, che cerca di aggiornarsi, e quando ti aggiorni, certo non tutti sono contenti, molti rimangono con la bocca aperta, ma quante volte non siamo rimasti con la bocca aperta quando Bossi prendeva delle decisioni? Pensateci un attimo. Noi qui in Bellerio, lo sapete, io è dall'87 che sono nella Lega e da fine anni 80 ho cominciato a frequentare via Bellerio e a volte ci guardavamo in faccia e dicevamo: ma è impazzito Bossi? Cioè, davvero, lo saluto chiaramente, molto spesso mi ascolta. Poi a distanza di settimane, di mesi, vedevamo che l'aveva azzeccata. È stato il più grande difetto di Umberto Bossi e naturalmente della Lega, vederci troppo lontano. È chiaro che quando si prendono decisioni qualcuno rimane a bocca aperta. Non come ai tempi di Bossi, che rimanevamo in tanti a bocca aperta, ma poi gli davamo ragione, ma anche in questo caso si rimane un po' a bocca aperta. Ditemi voi, su che cosa siete rimasti a bocca aperta dopo il congresso della Lega? 340 6709 659. Naturalmente ditemi se siete d'accordo anche con Marco che non c'è più la Lega, c'è il partito di Salvini, e io rispondo a Marco: ma perché nessuno si è candidato al posto di Salvini? Perché? Bella domanda, mi sembra. Nessuno risponde. Mi rispondete per favore. 340 6709 659. Ciao Sammy, io ho l'originale manifesto della Lega Lombarda 1987. Io sono lombardo, voto lombardo, bianco e verde. Roba che fa tremare le gonadi agli italo-leghisti di oggi. No, semplicemente roba, insomma, che va tenuta assolutamente in primo piano.
ognuno difende la propria terra. Guarda che si è detto ieri al congresso della Lega, riascoltatevelo per bene, ogni giorno alle 10 verrà trasmesso. Dopo la 2 giorni di Ital Lega sono sempre più convinto, il problema è solo uno, l'Italia. Ma infatti, e magari diciamo 2 parole con Molinari su questo argomento, è vero, si parla di macroregioni, proprio grazie a Molinari che ha fatto una mozione su questo argomento. A proposito, parlo con il regista Francesco, gentilissimo. Francesco, mi ha scritto proprio adesso Molinari che dice che se possiamo anticipare di qualche minuto perché alle 9:10 ha un'altra intervista e quindi prova a scrivergli se possibile, magari tra 5 minuti, eccetera. Se possibile lo anticipiamo, visto che lo voglio, il capogruppo della Lega Molinari, Riccardo Molinari, di solito c'è alle 9, lo anticipiamo di qualche minuto per sentire il suo responso. Buongiorno Sammy, magari Salvini al Viminale, ho sempre votato Lega e non me ne sono mai pentita, grazie. Sei effervescente, la rassegna stampa è seriamente leggera, mi piace. Hai capito che cosa intendo? Grazie Graziella, sei effervescente, non è male. Sono come un Alka-Seltzer, un Alka-Effer si chiama così adesso, che fa fare anche il ruttino, perché no? Dopo aver partecipato a congressi non nascondo che faccio fatica a sentire questa parte del congresso, solo venerazione, senza entrare nel merito politico delle strategie ed esperienza. Sono preoccupato da tale piega, un congresso come è scritto ruffiano. Amo la Lega, perciò la critico quando sbaglia non avendo portafoglio dei soldi leghisti. Per questo è marginato nei messaggi ma non facilmente rassegnato e non facile da manipolare. Grazie Maurizio. Sì, però Maurizio non mi hai detto su che cosa bisognava brontolare al congresso, anche se sono d'accordo, troppa venerazione non ci sta bene, però nello stesso tempo nelle mozioni si è cercato anche di spostare l'attenzione su varie argomentazioni e visto che ce lo abbiamo qua, cavolo, parleremo anche della sua mozione. Tra 5 secondi abbiamo Riccardo Molinari. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, grazie, non potevamo rinunciare al capogruppo della Lega alla Camera, segretario Lega Piemonte, Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. E allora, senti, chiudendo gli occhi per un attimo, qual è l'immagine che ti è rimasta di questa 2 giorni del congresso della Lega? Poi ti dico anche la mia, Riccardo. Domanda, dovrei ragionarci un momento. Sì, è una domanda difficile. Diciamo che io credo che sia emersa vedendo anche la carrellata, perché a volte noi diamo per scontate le cose, no? Ma soprattutto il primo giorno, vedendo la carrellata degli interventi, la qualità della classe dirigente che è la Lega, cioè vedere tutti in fila i governatori, i ministri, insomma i segretari regionali. Devo dire che è davvero abbiamo una classe dirigente di cui forse non ci rendiamo conto neanche noi quanto siamo più strutturati anche in qualità rispetto ad altri partiti. E poi se devo scegliere un'immagine, sicuramente alla fine quando Matteo si è commosso parlando dei figli, credo che quello sia stato il momento più empatico del congresso. È vero, abbiamo visto con gli occhi lucidi per un attimo, poi ha detto quella frase importante: tra voi c'è il prossimo segretario della Lega, e io ho immaginato Molinari che si guardava intorno, diceva sei tu, sono io, e quell'altro, effettivamente è bello pensare che e io che ero qua dicevo no, non ci sono andato, ma noi stavamo trasmettendo e voi eravate a casa, cari ascoltatori, stavate guardando. E a proposito, un successo pazzesco, ti devo dire Molinari, la trasmissione su Radio Libertà del congresso, perché sul canale 252, sai che siamo anche televisione, si è visto perfettamente, una scenografia stupenda, immagini belli, proprio con una regia fatta bene, un audio curato, insomma, chi ha avuto la sfortuna di stare a casa, perché arrivare fino a Firenze, soprattutto una certa età, non è proprio il massimo, se l'è gustato a pieno. Quindi avete reso, e devo dire anche quelli che criticano sempre,
uno si dice: ma dove sono finiti? E la prima risposta che diamo a quelli che criticano sempre è insomma, se c'erano tanti critici, come mai non si è presentato un altro candidato? Anche perché non era così difficile presentarsi come candidato, Riccardo. No, beh, il regolamento prevedeva che per presentarsi segretario bisognasse raccogliere sui 700 qualcosa delegati, bisognasse raccogliere 120 firme da 4 regioni diverse, quindi sì, come dici giustamente te, non è in teoria un'impresa titanica se qualcuno avesse voluto candidarsi. Il punto è che non è mai stata in discussione una candidatura contro Salvini, al netto di tutto quello che viene scritto, che viene raccontato sui giornali. Infatti io l'ho detto anche nel mio intervento, bisogna capire poi quanto spontaneamente per pena di certi giornalisti o quanto magari suggerito apposta per creare delle tensioni all'interno del partito. E quindi non è mai stata messa in discussione la figura di Salvini. Certo, magari a volte possono esserci delle richieste sulla linea politica, possono esserci magari delle critiche costruttive su qualche errore che abbiamo fatto, detta da qualche esponente o anche dalla base, che la base va comunque ascoltata. Ma questo fa parte di essere un partito sano, cioè dire ad esempio occupiamoci più di questo tema piuttosto di quest'altro, su questo tema dovremmo avere questa linea piuttosto che quest'altra qua, non significa congiurare contro Salvini, è la normale discussione interna che c'è in un partito, e il congresso, come giustamente dicevi tu, è servito oltre a riconfermare lui e a eleggere i membri del direttivo federale, è servito anche a definire la linea politica attraverso gli strumenti delle mozioni. Ecco, lì diciamo che chi aveva qualche cosa da dire, qualche punto programmatico da precisare, aveva lo strumento per provare a farlo. E io penso che sulle mozioni sia fatto un buon lavoro ed esce una linea della Lega che è assolutamente, credo, condivisibile dalla stragrande maggioranza della base, anche da quelli che erano più critici. Facci qualche esempio in 10 secondi, qualche argomentazione. Io ho letto da stupidate che non sono stupidate, che però sono state subito ripetute da Matteo Salvini, come l'Alberto da Giussano sulla giacca, ragazzi. Sembra una cazzata, ma è un simbolo di identità fortissimo, e devo dirti, sono contento che Salvini l'abbia citato, perché è stato ricordato più volte negli ultimi mesi da ascoltatori di Radio Libertà, dicendo: quando vanno i nostri rappresentanti in televisione, almeno l'Alberto da Giussano sulla giacca, che cavolo. E questa è una roba che può far ridere, ma è importante. Parallelamente nelle emozioni, anche nella tua, siamo tornati a cose per la Lega fondamentali ai tempi con Miglio, le macro regioni, il federalismo, che non significa tornare indietro, perché non abbiamo mai mollato su questi argomenti e il popolo della Lega li ha ricordati più volte su queste frequenze. Anche il fatto che Matteo Salvini abbia fatto rivedere gli storici volantini, manifesti della Lega, e qui già mi richiedono, Riccardo, non voglio una via privilegiata, mi richiedono di stamparli e di ridistribuirli a Pontida come minimo. Hanno un significato queste cose, cioè c'è un ritorno, quindi è una risposta a chi in questi anni diceva: la Lega deve tornare sui propri principi, la propria identità. È una risposta a tutto questo. Beh, sicuramente lo è, perché vedi, come io la penso come te, che non sia mai cambiato l'obiettivo, anche perché lo ricordo sempre, l'autonomia l'abbiamo comunque realizzata in questa legislatura, quindi con questa Lega e con Matteo Salvini. Però è evidente che nella base, soprattutto la base storica, quella del Nord, la paura che la Lega diventasse, come spesso viene raccontato, no? Un partito nazionalista, un partito di destra, che quindi è contro le autonomie, che quindi non si occupa più delle regioni. Insomma, con la mozione che è passata mettiamo nero su bianco che l'obiettivo non è solo fare l'autonomia, ma è addirittura arrivare a una riforma federale dello Stato, ed è stata votata, approvata da tutto il Congresso. E devo dirti la verità, mi ha sorpreso perché ho raccolto tante firme anche dai delegati del Sud su questa mozione. Quindi è un impegno che evidentemente sottoscrivono e approvano tutti i leghisti, anche i nuovi leghisti che sono entrati nella Lega, sanno che la Lega è quella roba lì, cioè che la Lega vuole il federalismo, vuole adesso l'autonomia e anche il passaggio intermedio delle macroregioni, su cui dovremmo lavorare seriamente. Quindi credo che questo possa tranquillizzare gli scettici. Certo, poi bisogna vigilare sull'attuazione di un programma,
però dal congresso ne usciamo con queste priorità, quindi io non posso che esserne felice. E anche i nostri ascoltatori che ricordano la standing ovation al congresso quando hai detto che il nostro leader deve tornare al Ministero dell'Interno, e lo stesso concetto è stato ripetuto poi dall'altro capogruppo Romeo, dai vice Stefani, Crippa, Durigon, e oggi chiaramente sui giornali si parla anche di questo. Beh sì, perché credo che il congresso, anche come abbiamo detto, è la sede in cui dirsi le cose, no? Questo è un ragionamento che tra i dirigenti, ma anche nella base, sento fare ormai da tempo, soprattutto dopo che si è risolto bene il processo di Palermo nei confronti del segretario Salvini, e questo non perché sulla sicurezza si stia facendo poco, perché Piantedosi sta facendo un grande lavoro, Nicola Molteni sta facendo un grande lavoro, la Lega in Parlamento ha ottenuto grandi risultati. Però il problema è che un conto sono le cose che si riescono a fare, un conto sono le cose percepite poi. E la verità è che la gente oggi, gli elettori di centrodestra della Lega, hanno la percezione che sulla sicurezza sì, stia facendo delle cose che vanno bene, ma non c'è quel di più che ci si aspetterebbe da un governo di centrodestra. E chi è che può dare quel di più? Quel di più lo può dare un politico che ha dimostrato di saper fare qualcosa di più, qualcosa di straordinario. E quindi penso che la Lega, visto che è la seconda componente di questo governo, possa avere tutto il diritto di chiedere per il suo segretario riconfermato quella posizione, che è una posizione che oggi è in quota Lega, e quindi non si capisce perché la Lega non possa provare a chiederla. Questo è un ragionamento che si sentiva fare da tutti da tempo. Quale sede migliore se non il congresso per porre una questione al segretario? Tante sorprese al congresso della Lega che, lo ripeto per chi ci avesse aperto solo adesso, andrà in replica ogni mattina intorno alle 10 su Radio Libertà, quindi riascolteremo gli interventi più importanti, e tanto spazio sui quotidiani. E quest'oggi abbiamo rubato spazio, devo dire, per una volta alle manifestazioni delle sinistre nelle piazze, anche se qualcuno comincia a vedere qualche occhiata da Salvini verso i 5 Stelle, ma questo non ci interessa. No, piuttosto Roberto Vannacci, altra sorpresa, oltre agli ospiti internazionali, Musk, Le Pen, stanno facendo parlare i quotidiani queste cose su Roberto Vannacci, che ha preso la tessera della Lega. Quale significato diamo a questo momento? Prima di tutto, devo dirtelo con sincerità, il discorso di Roberto Vannacci, dopo quello di Matteo Salvini, è forse quello più commentato, è piaciuto veramente tanto, e sappiamo insomma che Vannacci sa parlare, ha questo appeal importante. Adesso ha fatto la tessera della Lega anche la Lubamba, mamma mia, Dio, questa me la vedo. Sai che questa arrivava qua un po' di anni fa in Lega, no? Per conoscere terribile, però va bene, se serve per far fare un po' di tessere ulteriori, che non stiamo andando male alla Lega, ma bene, l'ha fatta Vannacci, l'ha fatta la Lubamba, fatela anche voi su legaonline.it. Però il significato politico, e non soltanto di questo Roberto Vannacci, che prende la tessera della Lega e quindi si ributta col paracadute dall'aereo, e bisogna fare attenzione dove si cade, perché poi dopo si cade in terra ostile e bisogna ricercare la squadra. Un paragone bellissimo, soprattutto per chi ha fatto come me il militare. Cosa vuol dire tutto ciò? Ma io penso che fosse un passaggio auspicabile, perché almeno usciamo dall'ambiguità che ha caratterizzato il rapporto della Lega con Vannacci nell'ultimo anno. Vannacci è stato il più votato alle elezioni europee per la Lega, è un parlamentare europeo della Lega, e fino ad oggi c'era sempre questa ambiguità, perché sì, era deputato della Lega, ma era autonomo, metteva in piedi un suo partito e altro. Avendo preso la tessera, evidentemente si è legato, si è vincolato a rispettare quelle che sono le linee politiche del nostro partito, di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi se Vannacci entra nella Lega, do per assodato che Vannacci sia anche lui per il federalismo, per l'autonomia, temi su cui aveva usato parole un po' tiepide in passato, e che parlerà all'unisono con il resto del partito. È ovvio che ha un consenso personale, una popolarità,
che può portare un valore aggiunto alla Lega. È già scritto che da ieri ovviamente ora tutti in retroscena, sempre per cercare di creare tensione, invece daranno un'altra lettura di questa operazione, cioè non diranno è una normalizzazione dei rapporti, Vannacci accetta le regole della Lega. È ovvio che da oggi, anzi da ieri sera, iniziano a scrivere Vannacci ha fatto la tessera perché vuole fare il segretario, vuole fare le scarpe a Salvini, no? Quindi questa adesso sarà la narrazione che avremo da parte di chi vuol dividerci per le prossime settimane. Però io voglio guardare il lato positivo, penso che sia un potenziale valore aggiunto e che, ripeto, avendo fatto la tessera si vincoli a quelle che sono le nostre regole, i nostri valori, le nostre battaglie. Minimo, e se proprio non li facciamo appendere i poster, i volantini, però dovrà fare campagna elettorale per la Lega, e da bravo militante questo mi sembra una cosettina anche giusta. Esatto. Giusta. Riccardo, ti lasciamo perché so che hai un'altra intervista, però dici cosa ci aspetta questa settimana in Parlamento. Si parla chiaramente anche di terzo mandato, dovranno arrivare delle risposte sul terzo mandato e noi tifiamo Zaia, ma sai che tifare Zaia significa anche tifare perché l'Alter che c'è giù in campagna, ma va bene, e cosa si muove? Allora, guarda, sulla roba del terzo mandato aspettiamo il 9 aprile, che è quando uscirà la sentenza sul ricorso di De Luca, quindi lì forse capiremo se si aprono delle prospettive sia per De Luca sia per Zaia o meno. Poi diciamo che c'è il tema importante dei ballottaggi al 40%, quindi di togliere il ballottaggio se non si raggiunge il 40% in coalizione non si farebbe il ballottaggio, invece che arrivare al 50%. Questo è un tema che stanno discutendo al Senato nel decreto elezioni. Per quanto riguarda invece noi alla Camera abbiamo la questione pregiudiziale sul decreto sicurezza, il decreto contro l'immigrazione irregolare, c'è la pregiudiziale di costituzionalità. Poi abbiamo la PDL sulla Corte dei Conti, una proposta di legge sulla libertà sindacale delle forze armate e delle forze dell'ordine, e poi abbiamo la mozione del 5 Stelle, quella sul piano di riarmo europeo, che viene fatta ovviamente per cercare di creare polemica nei confronti della maggioranza, e una mozione sull'attuazione del PNRR. Questi sono, diciamo, gli argomenti della settimana. E io non posso che ringraziare, soprattutto perché non manchi mai, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buon lavoro, Riccardo. Grazie Sergio, un saluto, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11
89705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Musica indipendente, certo, indipendente. Sammy Varin da quando sono qui praticamente, dalla fine degli anni '90 che, passeggio per Bellerio, per gli studi di Radio Padania Libera e, ci siamo, sempre distinti per trasmettere artisti indipendenti, artisti territoriali, molta lingua, dialetti, del nord, del centro, del sud. In questo caso lei arriva dalla provincia di Padova, piove di sacco, Sophie La Rouge si fa chiamare, in realtà è Sofia Fiorindo, giovane artista sempre alla ricerca di nuove emozioni da condividere attraverso la musica. Questo nuovo pezzo si intitola Nebbia alcolica. Con il buongiorno rinnovato a chi ha appena acceso Radio Libertà, io sono Sammy Varin, stiamo facendo insieme rassegna stampa, tra poco
passo alle vostre telefonate, ai vostri WhatsApp. Prima però vado avanti ancora con il Corrierone, perché ve l'ho detto, tanto spazio per il congresso della Lega di questo sabato, di questa domenica, anche per gli ospiti. A pagina 4 del Corriere, Le Pen alla platea leghista, noi come Martin Luther King. Faccelo vedere, Francesco, faccelo vedere. Dopo Musk interviene la leader del Rassemblement. Non siamo al di sotto della legge, ma soprattutto sotto c'è il cambio di strategia del generale dall'idea del partito tutto suo alla tessera agitata sul palco. Vannacci, io vice? Vedremo. La missione si porta al termine solo insieme e oggi è quel momento. Insieme proseguiremo nell'assolvimento del nostro compito e lo faremo con coraggio, forza e onore. Non sono parole vuote, la forza è massa e la massa è qua davanti. Anche nel momento del congedo dall'esperienza di eurodeputato indipendente, Roberto Vannacci non abbandona il linguaggio tra l'aulico e il virile del generale e spiega così una scelta che per 9 mesi aveva detto di non voler considerare. Matteo Salvini gli consegna la tessera di militante della Lega e per un alto graduato come lui è una sorta di ritorno alla condizione di soldato semplice. Ma durerà poco, scrive il Corriere, perché lo statuto del partito è stato modificato ad hoc, portando i vice segretari da 3 a 4 per lui. Lo scrive sempre il Corriere. Un poco di pazienza e Vannacci affiancherà il leader insieme ad Andrea Crippa, Alberto Stefani e Claudio Durigon. Lui per ora nega, come ha sempre negato di voler prendere la tessera. Io per ora faccio l'eurodeputato e cerco di farlo al meglio delle mie capacità, spiega l'inviata di Piazza Pulita. Poi vedremo in base a quello che sarà. Io non mi fido mai dei rumors, dei si parla. Vedremo. Di certo, con l'iscrizione ufficiale alla Lega vengono meno le supposizioni che per mesi davano per possibile la creazione di un partito ad hoc fatto su misura del generale che alle europee era stato capace di conquistare oltre 500.000 preferenze, dando un apporto decisivo alle sorti della stessa Lega impegnata nel testa a testa con Forza Italia. Salvini così si mette al sicuro da un pericolo per quanto solo potenziale. D'altra parte, e potrebbe non essere stato indifferente nel determinare l'approdo finale, nelle scorse settimane l'associazione Il Mondo al Contrario, che pareva potesse essere il nucleo fondante di un nuovo soggetto politico, ha perso pezzi importanti, a partire dal capofila, quel Fabio Filomeni, ex colonnello e uomo di fiducia di Vannacci, che ora non nasconde l'irritazione. Mi dispiace per quel 500.000 di italiani che avevano dato il voto al generale. Abbiamo fatto di tutto per fargli prendere più preferenze possibili in tutta Italia. Abbiamo convinto tanti italiani a dargli la preferenza scrivendo il suo cognome sulla scheda elettorale nonostante quel simbolo della Lega. Per Salvini invece tesserare Vannacci è motivo di orgoglio. È fondamentale accettare la sfida dell'apertura e del coinvolgimento. È chiaro che il nostro patrimonio sono i militanti che fanno i gazebo quando le cose vanno bene e vanno male. Con la gratitudine storica di chi c'è da 30 anni dobbiamo aprire. E il generale è pronto a mettere a profitto la pacca sulle spalle che gli ha riservato il segretario. La Lega è l'unico partito sovranista che è in grado di incidere, spiega dal palco. Gioca in campo, casca per terra, si rialza, si sporca le scarpe, le mani, ogni tanto tira in porta e ogni tanto fa gol, come l'ha fatto ultimamente con l'approvazione dei decreti sicurezza che forse cambiano le sorti del nostro paese. La Lega non si limita a urlare dagli spalti. Quanto alle battaglie, Vannacci condivide in toto quelle contro il piano di Ursula von der Leyen e più in generale contro l'Unione Europea. Da buon soldato è già in trincea, scrive il Corriere. Un partito che deve essere sovranista in Europa e autonomista in Italia. Che ne pensate? Scrivetemi 340 6709 659. Sono i fedelissimi per Marin Bardella. Lei ha bisogno di voi, i fedelissimi per Marin che hanno fatto una manifestazione in Francia, e Bardella che dice lei ha bisogno di voi. L'RN resta il primo partito al ballottaggio con i centristi, si parla chiaramente di Francia sul Corriere. Meloni prepara l'incontro con Trump e punta a dimezzare i dazi reciproci.
Il team di Donald avanti sulle tariffe, oltre 50 paesi vogliono trattare. L'area a dazi zero, la lite con il consigliere, tutti gli inciampi del doge Musk. Come vedete sul Corriere c'è un paginone per ogni ospite che c'è stato nel weekend al congresso della Lega. Un giro sul Giornale, plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale. Ci facciamo una repata, plebiscito per Salvini e lui punta al Viminale. Salvini acclamato leader, pagina 2 del Giornale, io pronto per il Viminale. Il segretario riconfermato vuole scalzare Piantedosi. Ottimo ministro, ma il partito vuole me e io sono disponibile. Parlerò con la Meloni. È a Bruxelles il problema per le nostre imprese. La motosega di Milei bisogna usarla lì. I controdazi aumenterebbero i problemi per le nostre aziende e per quelle europee. Sto bene da secondo e sto bene con Giorgia, ma conta tornare a essere primi e tirare il gruppo. Il capitano al congresso ha evocato Bossi ricordando Berlusconi, dà voce alla Le Pen con un videomessaggio, il governo avanti fino al 2027 o al 2032. Sul quotidiano Il Giornale anche Il Caso, il generale Vannacci rientra nei ranghi e prende la tessera per fare il numero 2. L'eurodeputato ex indipendente non fonda un movimento e punta a fare uno dei 4 vice di Matteo con qualche mugugno. È chiaro, il generale potrebbe rappresentare la Toscana come vice premier, a fianco del lombardo Andrea Crippa, del veneto Alberto Stefani, del laziale Claudio Durigon. Chiaramente, quello che piace a me, perdonatemi, è che se diventa militante sarà obbligato a fare anche campagna elettorale, soprattutto nella regione toscana, che a ottobre va al voto. E qui potrebbero esserci delle sorprese, chissà. Giro sempre sul quotidiano Il Giornale. C'è l'intervista a Giuseppe Valditara. Noi sovranisti contro i burocrati UE, vera elite centralista. Il ministro dell'istruzione: non siamo contro l'Europa, ma vogliamo eliminare quei vincoli assurdi che la paralizzano. E questo è un po' anche il succo che si è detto al congresso della Lega, è togliere piuttosto vincoli europei che provocano loro quasi più problemi agli imprenditori dei dazi. Certo, c'è da parlarne e questa radio, lo sapete, è un pensatoio gigantesco per la, speriamo, buona politica attraverso i vostri giudizi. Sempre sul Giornale, l'Internazionale sovranista: ci fermano con i giudici. I leader dei patrioti europei collegati con il congresso di Firenze, Bardella, la sinistra usa i processi, Orban, noi grati a Salvini. Poi c'è l'analisi di Augusto Minzolini: piazze trampiane ma diversamente. Tra Lega e 5 Stelle un asse che agita la politica. Il corteo e il congresso celebrati nel segno del presidente USA, grillini e leghisti in concorso possono spostare gli equilibri. Sabato scorso in Italia c'erano due piazze trampiane, o meglio, diversamente trampiane, proprio mentre al di là dell'oceano 150 manifestazioni contestavano la politica di Donald il Rosso. La Lega nei fatti ha celebrato un congresso nel nome del presidente USA, neppure un distinguo sulla posizione sull'Ucraina, né tantomeno sulla politica dei dazi, visto che sul palco è ritornata l'illusione di un negoziato bilaterale Washington-Roma. Sull'altro versante, la piattaforma della manifestazione grillina sulla pace e sull'Ucraina potrebbe tranquillamente sovrapporsi alla politica di Trump. Sui dazi invece, cioè sull'argomento del momento, non c'è stato nessun accenno, ma se si rileggono i ragionamenti di questi giorni di Giuseppe Conte, si riscontra un paradosso. Più che criticare The Donald, che è messo sotto teca come se fosse una reliquia sacra, il leader grillino spara sulla Meloni. Insomma, la narrazione 5 Stelle
cartelle sui dazi del presidente USA, mette sul banco degli imputati il presidente del Consiglio italiano e francamente timida o prudente che sia la Meloni non ha sicuramente nessuna colpa delle follie trampiane. Insomma, le affinità che portarono al governo giallo-verde della scorsa legislatura stanno piano piano tornando a galla. E prosegue Augusto Minzolini quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, che va avanti poi con Meloni, vede il 2027, ora pancia a terra, Fratelli d'Italia e azzurri gelidi sul sogno di Matteo. Ma pagina 9 il giornale parla anche degli elettori frastornati da tariffe e da riarmo, i sondaggi sono nel caos, e ce l'ha detto anche la nostra sondaggista d'eccellenza. Sto parlando di quella che prevede il futuro, l'astrologa, e ci ha detto che è un casino fare le previsioni. Allarme degli istituti. Le due crisi disorientano le basi di tutti i partiti, tariffe e riarmo, e non sai più cosa pensare. Verissimo. E i politici non sono certamente da meno. Giro quotidiano, signori, mi scuso naturalmente se non riesco ad aprire al momento i telefoni, ma ci sono argomentazioni importanti che non posso tralasciare quest'oggi. Il quotidiano Il Tempo, ad esempio, all'interno scrive i muscoli del capitano. Matteo Salvini confermato leader della Lega fino al 2027, basta giustizia politica, continueremo a difendere i confini, e torna l'ipotesi di tornare a fare il ministro degli interni. Ma attenzione, io giro ancora più velocemente, perché al quotidiano Il Tempo dobbiamo dare spazio anche perché intervista Marco Rizzo. Prodi parla ancora, chi ha tradito l'Italia è stato proprio lui. Si parla della piazzetta dei sindaci Dem, bandiera europea in fumo e dipendenti comunali al lavoro di domenica. Dopo la tirata di capelli, l'ex premier Prodi ripropone lo spirito di Ventotene. Se siete interessati non mancate ad acquistare il quotidiano Il Tempo, ma ci sono poi 2 paginoni su Vinitaly. 6 dazi li prendiamo per la gola. Meloni alla Casa Bianca prima della Pasqua, ma niente allarmismi. Lollobrigida al Vinitaly, non siamo disponibili alla guerra commerciale, con interviste naturalmente a tutti quelli che hanno problematiche con i dazi. Su Repubblica, dazi pressing su Trump, ma poi subito a pagina 9 al Vinitaly, l'America ora fa paura, le bottiglie saranno più care. E l'intervista su Repubblica a Luca Zaia, la Casa Bianca vuole solo dividerci, noi europei dobbiamo muoverci compatti. L'Italia potrebbe giocare un ruolo da pontiere, visto che tra i paesi del G7 non si è intromessa nella campagna elettorale americana. Interessante l'intervista a Luca Zaia quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che a pagina 10 parla anche del congresso della Lega. Salvini è rieletto segretario, motosega contro l'Unione Europea, chiederò il Viminale. E Vannacci che prende la tessera della Lega, l'ira dei fan di Vannacci, ha tradito i suoi elettori. Il militare ora punta a diventare vice segretario. L'ex sodale Filomeni fosse stato iscritto, quei 500.000 voti non li avrebbe presi. Ma che ne pensate? Scrivetemi al 3406709659. Pagina 11 si parla naturalmente di Salvini al Viminale, l'offerta alla Premier, infrastrutture ai Fratelli d'Italia, tensioni sul riarmo. Il vice premier ancora prima del congresso avrebbe telefonato, è un retroscena, scrive Tommaso Ciriaco, avrebbe telefonato a Meloni e a Piantedosi, raccontandogli quello che avrebbe detto al congresso, le resistenze del ministro dell'interno a cedere il posto per correre in campagna. È chiaro che è un do ut des.
Ancora su Repubblica ci riferisce che l'Italia è spaccata sui centri in Albania, ma vincono i no. Chiaramente è il sondaggio di Repubblica. I più favorevoli sono gli elettori del centrodestra, ma dai, ma prevalgono, anche se di poco, anche tra i centristi di Italia Viva e di Azione. Oggi sul quotidiano Repubblica. La Stampa. Intervista a Massimo Cacciari, l'Occidente deve ripensarsi, l'Europa è al bivio tra USA e Cina. Trump ha chiarito che gli Stati Uniti non possono più svolgere il ruolo di potenza egemone. Per il vecchio continente serve il rilancio dell'unità politica per una risposta comune. E poi sul congresso della Lega, Salvini, OPA sul Viminale. Rieletto per la terza volta segretario della Lega. Volete che torni all'interno? Sono pronto. E Vannacci prende la tessera del partito. Ecco il momento della consegna della tessera. Ringrazio gli entusiasti, ma anche i critici e i perplessi, dove da oggi andremo avanti insieme. E ha detto anche un'altra frase, Vannacci: tutto ciò che non ci uccide ci rende più forti. A proposito dei critici che ci sono sempre, i critici ci devono essere, è giusto che ci siano, ci mancherebbe altro, e noi siamo qui anche proprio per parlare con chi critica la Lega. La strana coppia per il terzo mandato oggi sul quotidiano. Dove siamo? Sulla Stampa. Già, chi sono questi? De Luca e Zaia. Lasciateci governare. Abbracci bipartisan al Vinitaly di Verona il 9 aprile, questa settimana, l'udienza sul ricorso alla Corte Costituzionale. Articolone con i due che si abbracciano. Meloni respinge l'assalto e blinda Piantedosi al Ministero. Così sarebbe accaduto, a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Mentre La Verità, Prodi straparla per imporci Ventotene. Intervista George Simeon, modello Meloni per la mia Romania. È il candidato presidente conservatore dopo che Georgescu è stato fatto fuori. Giorgia dimostra che difendere la sovranità non significa isolarsi. Il voto annullato qui a Bucarest è un segnale d'allarme democratico per tutta l'Europa. Lo si è visto pure con la Le Pen. Paginone oggi a pagina 4 del quotidiano La Verità, con l'intervista al candidato in Romania. Le Pen lancia Salvini come Luther King, lui chiede il Viminale ma Fratelli d'Italia già lo frena. Ma soprattutto, bada bene, a pagina 7 del quotidiano La Verità, l'intervista con Isabella Tovaglieri. Trattiamo da soli con Trump. Il gas, possibile contropartita. Così l'europarlamentare della Lega. Sbagliato parlare di vendetta. Ursula è inadeguata a rappresentare tutti, agisce da vice cancelliera. Vuol salvare l'industria tedesca. E ancora, evitiamo l'escalation. I controdazi europei ci faranno finire nel baratro, scrive Federico Novella, intervistando la Tovaglieri. Si porti avanti la trattativa con Trump, anche da soli, senza parlare di vendette. Anche il gas americano, oltre alle spese militari, può essere usato come contropartita nel negoziato con Washington. Isabella Tovaglieri, parlamentare europeo della Lega, nella battaglia sui dazi punta il dito contro l'Unione Europea. I veri dazi arrivano da Bruxelles, si chiamano Green Deal e burocrazia. La prima cosa da fare è abbatterli subito. L'Europa colga l'opportunità di riformare se stessa, a cominciare dal patto di stabilità. Von der Leyen, inadeguata, si muove da vice cancelliere. L'imperativo è salvare l'industria dell'auto tedesca dopo averla fatta a pezzi con le politiche ambientali. Adesso vuole trasformare le automobili in carri armati. Tutta da leggere l'intervista oggi sulla Verità, pagina 7, con Isabella Tovaglieri, che scrive infine con Silvana De Mari: la legge è opinabile se sei LGBT
o immigrato. In Gran Bretagna vogliono rendere restituzionale una brutta piega a cui stiamo già assistendo in Italia. Chi fa parte di una minoranza gode di un trattamento di clemenza da parte di certi giudici politicamente motivati, che in tutti gli altri casi diventano intransigenti. La legge è opinabile se sei LGBT o immigrato, e io aggiungo o anche rom. Tan, da, da, da. Su Libero, Salvini acclamato leader nel 2029, il successore Viminale a disposizione e Vannacci fa la tessera. Intervista a Susanna Ceccardi. 2 giornate storiche, adesso prendiamoci la Toscana. Siamo pronti. Siamo sempre sul quotidiano Libero, la base, la Lega si ricompatta dopo le tensioni, tutti al fianco di Matteo. Rapporti rinsaldati con la Liga Veneta e nel nuovo Consiglio federale la larga maggioranza degli eletti proviene dalle regioni del centro-nord. Il commento di Lorenzo Mottola dice: non esisteva alcuna rivolta né si vede un erede. Chiaramente voi rivoltosi, interessante leggere questo commento, chiaro, vedere se c'è ancora qualche rivoltoso. 50 paesi in coda per trattare con Donald, ne parla Libero a pagina 7. E poi a pagina 11 le violenze nelle manifestazioni delle sinistre, scontri e insulti, la piazza PD è un disastro, ce ne siamo accorti. Ultima segnalazione a pagina 7 di Libero, ma interessante più che mai, l'evoluzione della lingua. Perché le parolacce non ci scandalizzano più? I social hanno sdoganato il turpiloquio e devo dire un po' anche la televisione, anche le reti, quelle importanti. Il politicamente corretto lo censura. Il linguista Arcangeli, impariamo da Dante. Il poverello d'Assisi usava parole forti. Nei fioretti perfino San Francesco consiglia a frate Rufino di scacciare il diavolo con una frase colorita. Il segreto del buon utilizzo. L'uso di volgarità non va stigmatizzato in modo integralista. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Ne parla quest'oggi a pagina 17 il quotidiano Libero e torneremo a parlare certamente in mattinata insieme, visto che non sono riuscito quest'oggi ad aprire le linee mea culpa, ma c'è tanta roba sui quotidiani, sul congresso della Lega. Tra pochissimo l'editoriale dei Sallusti, il nostro direttore, che chiaramente parlerà del congresso, essendo lui stato sul palco intervistando importanti nomi italiani proprio dal congresso della Lega, poi l'America e poi alle 10 si ricomincia con la trasmissione dei principali interventi di questo weekend al congresso della Lega. Quindi se ve lo siete perso, tranquilli, non perdete niente con questa radio. Alle 11 ritorna Sammy Varin e proprio a quell'ora potrò leggere i numerosissimi WhatsApp che stanno arrivando al 340 6709 659 e se volete ascoltare anche le vostre telefonate. A più